Riprende la raccolta dei rifiuti organici nel comune di Porto Empedocle. Il sindaco Ida Carmina ha trovato una soluzione per evitare una nuova emergenza igienico-sanitaria in città. Sarà infatti la discarica di Contrada Maimone di Marsala, gestita dalla società Sicilferta, a ricevere rifiuti organici, principalmente gli avanzi di cibo e gli scarti di frutta e verdura provenienti dalla raccolta differenziata di Porto Empedocle. Rifiuti che fino a qualche giorno addietro venivano trasferiti all'impianto di compostaggio di Sciacca. Il conferimento però è stato sospeso a causa della quantità superiore a quella fissata dagli accordi stipulati in sede di sottoscrizione del contratto fra il comune di Porto Empedocle e la Sogeir. Per 2 giorni la raccolta dell'organico nelle utenze domestiche della zona EB si è fermata proprio perché l'impianto era indisponibile. I maggiori costi di trasporto, essendo la discarica fuori provincia e a diverse decine di chilometri di distanza da Porto Empedocle, saranno anticipati dalle aziende che hanno in appalto il servizio. Come era stato ipotizzato, non si è concretizzata l'ipotesi di portare rifiuti nella vicinissima discarica di Siculiana gestita dalla Catanzaro, il cui comune ha appena pagato fatture arretrate relative ai mesi di ottobre e novembre 2016 per un importo complessivo di 144.000 euro. L'impianto di Contrada Matarana, come è noto ormai da diversi mesi, lavora soltanto la frazione secca attraverso l'impianto di biostabilizzazione, cosa questa che non consente di trattare l'umido che arriverebbe da Porto Empedocle. E per quanto riguarda la differenziata, nonostante i buoni risultati nel complesso che il porta a porta sta dando, spiega Giancarlo Arongi, responsabile delle ditte che si occupano del servizio, ci sono ancora decine e decine di empedoclini che non solo non fanno la differenziata, ma che lasciano ogni genere di rifiuto dove credono, senza neanche porsi la questione di quali disagi e disservizi questo tipo di comportamento possa avere come conseguenza. E a proposito di difficoltà nell'approccio alla raccolta differenziata, una novità che ha coinvolto a tappeto quasi tutti i comuni della provincia di Agrigento, ad esclusione del capoluogo agrigentino, dove è stata avviata solo nel quartiere di Fontanelle. Guardate la parodia di ciò che avviene nelle famiglie. E adesso scambiatevi la promessa. Io, Davide, accolgo te come mia legittima sposa e prometto di rispettarti e onorarti tutti i lunedì, mercoledì e sabati con l'indifferenziata, martedì con plastica, lattine e barattoli, giovedì con vetro, venerdì con carta e cartone, e prometto di esserti fedele tutti i giorni della mia vita finché ordinanza non ci separi.